Esauriti in poche ore i 400 milioni del Fondo Impresa Femminile. A livello nazionale il Veneto si è classificato solo al quinto posto per numero di richieste inviate. Non ci si può affidare ad un click e a misure una tantum, vanno premiati l'impegno e il merito con interventi strutturali. È stato il commento della Presidente del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Vicenza, Paola Zanotto. Spiace notare che, ancora una volta, le dichiarazioni di intenti non corrispondono poi alla realtà dei fatti. Di nuovo, quindi, per poter accedere a strumenti di sostegno all'impresa, nello specifico all'incentivo Fondo Impresa Femminile, si è utilizzato non il merito, non l'impegno, non le scelte lungimiranti presenti o future delle imprenditrici, ma la velocità e la fortuna. Così Paola Zanotto, presidente del gruppo Donne Imprese di Confartigianato Vicenza, ha la notizia che i 400 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dello sviluppo e del consolidamento delle imprese femminili si sono esauriti in pochi secondi con un semplice click sulla tastiera. Secondo l'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto, su Dati Invitalia, il bando si è chiuso con 1058 domande provenienti dalla Regione Veneto su un totale di 13.079 a livello nazionale. Dalla Regione hanno presentato domanda 433 attività con meno di 12 mesi di vita, mentre 625 sono state quelle con più esperienza lavorativa che hanno inoltrato la richiesta. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.